Fiumi in secca, campi arsi dal sole e colture assetate. Il Veneto sta subendo da mesi una drammatica siccità, con piogge scarse o assenti già dall'inverno scorso, che hanno portato a un abbassamento delle falde idriche ai minimi storici e a una vera e propria emergenza idrica. Le temperature di giugno, di 2,2 gradi oltre la media stagionale, e l'assenza di precipitazioni, meno 52%, stanno mettendo a dura prova l'agricoltura in tutte le province, così come denunciato da tempo da Confagricoltura. La crisi è una crisi che si somma ad altre crisi che sono state date da una primavera assolutamente anomala per quanto riguarda le temperature e da un inverno che anche è stato assolutamente strano e stravagante nel senso che non ha consentito alla terra, ma soprattutto anche agli invasi, di contenere l'acqua necessaria per la stagione poi estiva. La criticità dipende anche dal fatto che sembra che si vogliano ridurre le quantità di acqua disponibili per l'irrigazione e questo sarebbe catastrofico. In difficoltà quindi gli agricoltori veneti che devono fare i conti anche con i competitor internazionali. In un mercato globale dove tutto è disponibile sempre, il rischio è di vedersi escludere i prodotti di qualità a causa dei prezzi più elevati. Ormai le produzioni arrivano da tutto il mondo, questa globalizzazione senza controllo ha fatto sì che le frontiere, non essendo più amministrate, alla fine premino sempre la speculazione ma non tanto la produzione.